Ciao a tutti, mi chiamo Dubstep e sono un produttore di musica elettronica. La musica elettronica ce l'ho nel sangue fin da quando ero piccolo, perché mio padre mi faceva ascoltare i dischi di musica elettronica degli anni 90, come per esempio i Prodigy, Chemical Brothers, Fatboy Slim. Dopo un po', passando con gli anni, ho conosciuto un artista che si chiama Skrillex e lui è stato il mio idolo per un sacco di anni e lo è ancora tuttora. E qualche anno fa mi sono imbattuto su YouTube in un suo live e me ne sono innamorato. Appena ho visto il suo live ho detto: cazzo, questa è la vita che voglio fare. Ho scelto di produrre dubstep perché innanzitutto è un genere molto innovativo nel mondo della musica, soprattutto anche nel mondo della musica elettronica, e poi perché a differenza di tutta l'altra musica che va ascoltata con le orecchie, la dubstep va ascoltata anche col corpo, perché l'elemento principale di questo genere è l'uso delle basse frequenze. Infatti ai concerti la gente si emoziona provando un senso di mega euforia, provando quella sensazione di pelle d'oca, no? E vi assicuro che è una cosa fantastica. La dubstep che ha perso la sua valenza, sì, è vero, però è vero anche che in questi ultimi anni è totalmente diversa come dubstep. Non è più come quella del 2010 nel suo periodo d'oro, ma come sound è molto più organica, molto più pulita nel suono, ecco. E tra l'altro voglio dire che un mio obiettivo è anche quello di unire la dubstep con l'electro mid-tempo, perché infatti non voglio fermarmi solamente in un genere, ma voglio espandere il mio sound, la mia musica, la mia cultura musicale, ecco. Nuova notizia in arrivo: ho quasi finito di produrre un album e vi spoilerò solo che sarà ovviamente un album dubstep, ma finirà con un altro genere. In questo caso sarà la electro con un ritmo più mid-tempo, perché diciamo che in questi ultimi 2 anni ho conosciuto molti più artisti, ho aumentato molto la mia cultura musicale e ho conosciuto artisti come per esempio Gesaffelstein o E-Justice, che mi hanno veramente ispirato, non solo dal punto di vista musicale ma anche dal punto di vista artistico, di immagine e di video. Potete ascoltarmi in qualsiasi piattaforma musicale, mi raccomando, il mio nome è Dubstep. E niente, è stato un piacere partecipare a questa intervista, grazie mille a tutti e arrivederci.